Euroregione News. A scuola per qualche giorno, poi referendum, elezioni e... Per quanto riguarda la predisposizione delle aule, buone notizie almeno per la città di Udine dall'assessore all'istruzione Elisa Asia Battaglia. Le scuole riprenderanno il 16 settembre, a Udine fortunatamente non registriamo delle grosse criticità legate agli spazi perché fondamentalmente sono 2 le classi che verranno spostate all'interno però sempre dello stesso istituto comprensivo, per cui il dirigente ha trovato delle soluzioni per permettere uno spostamento di queste 2 classi che saranno una quarta e una quinta della scuola primaria all'interno appunto dello stesso istituto comprensivo, per cui nei pressi dell'edificio principale. Sicuramente ci sono dei problemi legati ma che appunto stiamo cercando di risolvere entro la settimana, legati all'attivazione dei servizi correlati all'attività didattica. Mi riferisco in particolar modo al servizio di doposcuola e al servizio di ristorazione. Siamo pronti a partire ma mancano ancora alcuni dettagli che risultano poi fondamentali per una buona attivazione di questi servizi. In questa settimana dovremo sapere quali sono gli orari che adotteranno i singoli dirigenti scolastici per quanto riguarda l'attività didattica e in base a questo riusciremo poi ad attivare i servizi che ci rendiamo conto sono necessari alle famiglie e soprattutto ai bambini per una ripresa completa della scuola, per cui a breve sicuramente riusciremo a comunicare ai genitori con dati più certi e precisi l'avvio del servizio e gli orari in cui questo si svolgerà. Da Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.